Oltre 1 migliaio di persone a Castelfranco per i funerali di Vanessa Ballà nel giorno del lutto regionale. Il vescovo di Treviso: non c'è motivo che possa giustificare quanto accaduto, questo è il male e non possiamo venire a patti con il male. Il compagno Nicola sorretto dagli amici davanti alla bara a parlare in chiesa anche il fratello di Vanessa. Non giriamoci dall'altra parte. Il sottosegretario alla giustizia Ostellari, il governatore Zaia: basta sconti. Tra le tantissime persone presenti anche le colleghe di lavoro, tra dolore e rabbia. Era meraviglioso tutto questo, non doveva succedere. A cosa servono le leggi? Agli arresti domiciliari il 18enne che uccisa a coltellate a Imen a Varago di Maserata, la rabbia del papà della vittima: lui passa le feste a casa e io non ho più mio figlio, questa non è giustizia. La petizione per cacciare il parroco dei senzatetto in chiesa divide i parrocchiani di Santa Maria del Sile. Questa raccolta firme non è da cristiani, attaccano i contrari, noi non siamo razzisti. Intanto la polemica arriva in comune, il sindaco: mi adopererò per trovare una soluzione per i senza dimora, a breve incontrerò il vescovo. Dalle mura l'ex macello, Casugana presenta gli oltre 60 cantieri che nel 2024 ridisegneranno il volto di Treviso, 75 milioni di investimenti, metà coperta dai fondi PNRR. Drammatico incidente a San Biagio di Callalta, 72enne attraversa la strada e viene travolta da un'auto, la donna ricoverata d'urgenza in ospedale, è gravissima. Malore improvviso in vacanza a Cortina, operato d'urgenza al cuore. A Treviso il politologo Vittorio Emanuele Parsi, uno dei massimi esperti di relazioni internazionali e il volto noto di talk show e trasmissioni. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi titoli lo avete sentito. Oggi l'addio di Castelfranco Veneto a Vanessa Ballà, la 26enne uccisa nella sua casa di Spineda dal 41enne kosovaro Bujar Fandaj. Tragedia senza senso, con il mare non si scende a patti, ha detto il vescovo Tomasi. Non giriamoci dall'altra parte, le parole del fratello di Vanessa. È un silenzio quasi irreale quello che avvolge l'arrivo di Vanessa Ballan nella sua Castelfranco. Dentro e fuori il Duomo sono oltre 1000 le persone che prima accompagnano il feretro con lo sguardo, poi sorreggono i familiari della ragazza e il compagno Nicola. La città ha trattenuto il respiro per tutta la cerimonia, rispettando un lutto che non è stato di circostanza e che ha coinvolto l'intera Castellana, con il sindaco Stefano Marcon e il collega di Riese Pio X Matteo Guidolin, accanto a tutti i colleghi della Marca Occidentale e a diversi esponenti politici, dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari al presidente della regione del Veneto Luca Zaia, prefetto, questore e forze dell'ordine. A dare voce a un'intera comunità, il vescovo Michele Tomasi. Non c'è un motivo al mondo che giustifichi questo atto, questa violenza, non c'è mai, non c'è sicuramente nel caso di Vanessa e della creatura che lei portava nel grembo. Ed è allora una totale insensatezza che rompe nella vita, in una vita come le nostre, normali, alle volte magari un po' incoerenti. Non c'è un senso nella sua brutale uccisione. Questo è il male. E con il male non abbiamo il diritto di venire a patti. Parole dure che però lasciano spazio alla fede, una fede che va coltivata nel silenzio della verità. Silenzio nella preghiera che invoca la consolazione delle vittime e la conversione dei violenti. Non certo il silenzio della ricerca della verità, della giustizia, nemmeno il silenzio nell'impegno per una civiltà che rifiuti nelle parole, negli atti e nei fatti la violenza sulle donne e che superi finalmente la follia di voler possedere una persona. Messaggio che fa proprio il fratello di Vanessa. Il suo ricordo personale diventa un appello potente nel giorno più doloroso. Dovremmo imparare di più ad aprirci agli altri, ad essere accorti, ad essere vicini cercando di comprendere di più i cuori e non girarci dall'altra parte solo perché abbiamo tante cose da fare. Indossiamo gli occhiali sbagliati, dovremmo buttarli via
e mettere quelli dell'amore. Basta sconti di pena per i femminicidi, hanno detto alla fine della cerimonia Luca Zaia e il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Oggi in tanti hanno ricordato Iole Tassitani, trovata morta 16 anni fa alla vigilia di Natale. È la seconda volta che vengo in questa chiesa per un femminicidio, peraltro. Prima Iole Tassitani e oggi Vanessa Ballan. Penso che non ci sia altro da aggiungere se non quello che bisogna, da un lato, inasprire ancora di più le pene, perché pensare che si possa addirittura prendere 10, 20, 30 anni e non restarci a vita in carcere è grave, e dall'altro il lavoro di comunità, esattamente quello a cui ha fatto riferimento il fratello di Vanessa. Non aggiungo altro. Fare rete contro la violenza è sì la priorità, ma anche il sistema delle pene e della loro applicazione va rafforzato. Smuove un duplice fronte Luca Zaia, che nel giorno dell'addio a Vanessa Ballan ricorda Iole Tassitani, la 42enne castellana uccisa 16 anni fa da Michele Fusaro, il killer che nei mesi scorsi è uscito per la prima volta dal carcere per un permesso premio. Oggi come ieri il dolore è forte, lo dice anche Maria Gomierato, sindaca all'epoca. Io dico sempre, l'ho sempre detto, il momento più difficile, il dolore più grande dei miei 10 anni da sindaco, perché è stata una ferita per tutta la comunità, per tutta la città, perché eravamo tutti increduli, attoniti. E ritrovarci qua dopo 16 anni a piangere un'altra giovane donna, una giovane mamma, è veramente quello che non avrei mai voluto riprovare. A Castelfranco il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, proprio sul fronte della lotta alla violenza di genere, annuncia un giro di vite. L'indignazione non basta, quello che abbiamo fatto anche di recente con il codice rosso è sicuramente utile. Se ci sarà bisogno di fare ancora qualcosa noi ci saremo. E credo che sconti di pena, sconti nelle procedure non possano più esistere. C'è poi l'altro capitolo, quello che ha portato il Ministero della Giustizia a chiedere alla Procura di Treviso di relazionare sul perché nell'ottobre scorso, in occasione della prima denuncia presentata da Vanessa, non sia stata richiesta l'adozione di una misura cautelare nei confronti di Bujar Fandai, che da stalker è diventato assassino. Attendiamo anche ad esempio di sapere, ripeto qui da Treviso, che cosa è accaduto e se è accaduto qualche cosa. Dopodiché ci muoveremo, noi come giustizia, ma credo lo dobbiamo fare come comunità, tutti assieme. Io ho ascoltato, come avete ascoltato tutti, le parole del procuratore. Sarà lui a eventualmente dirci se c'è stata qualche sottovalutazione o meno. A salutare Vanessa una comunità intera. Oggi in chiesa anche le colleghe di lavoro, tra dolore e rabbia. C'è una collega di lavoro al supermercato. Posso dirvi altro? Che ricordo hai di Vanessa? Meraviglioso. Era un'amica stupenda. La ricorderò per sempre. Era una persona meravigliosa. Una persona migliore non lo potevi trovare. Arianna, le lacrime sgorgano tra la voce rotta. Ha lavorato fianco a fianco di Vanessa in quel supermercato che insieme a lei ha condiviso la pressione del suo carnefice. Ne ricorda il sorriso, la bontà, la luce negli occhi per la vita e l'amore per il suo bambino. Ed insieme ad Arianna, oggi per l'ultimo saluto a Vanessa, c'erano tutti i suoi colleghi di lavoro. Abbiamo tanta rabbia, sì. Forse si vede, ma ce la teniamo per noi. Abbiamo tanta rabbia perché non doveva succedere. Nessuno era a conoscenza della relazione trascorsa tra i due. Fandagi era per loro un semplice cliente attratto da Vanessa, ma diverse commesse avevano intercettato nel tempo quella presenza come un'ossessione. Noi avevamo paura, sì, però cosa potevamo fare? Niente. Perché avevate paura? Perché è una persona che non ti fidi già dal vedere dalla faccia. Se lei ci diceva cosa potevamo fare, lo facevamo. Magari denunciare anche noi ragazze, facevamo una denuncia. Anche se facevamo una denuncia,
magari non serviva. E io mi dico ancora cosa servono le leggi. Tra le centinaia di testimonianze di vicinanza, quelle per la famiglia. Sono amica della nonna e mi fa male il cuore perché so quando che è nata Vanessa. Siamo troppo scossi da questa vicenda e ci dispiace. Voi conoscete la famiglia? Sì. Nicola, il ragazzo? Nicola, sì. Lavora per noi, è non dipendente, ma comunque siccome lui fa posatore di piastrelle, quindi era un nostro, diciamo, collaboratore. Quindi oggi voi siete qui per sostenere Nicola? Sostenere la famiglia, sì. O di chi, pur non conoscendo la vittima, ha voluto portare l'affetto di un'intera comunità. Avevo piacere ad essere qui oggi, semplicemente come gesto simbolico. Non ho parole, non dico niente. Il bambino, quello di 4 anni, come può sentirsi quando gli verrà detto tutta la situazione, come è successo, della mamma e che il fratellino non ha potuto nascere, non ha potuto conoscerlo. Bisognerà stare vicini a questo bambino. Esattamente. Io sono qui per sostenere contro la violenza, insomma, che non ci sia più violenza, non ci siano più queste cose. La vita è bella e breve. Non serve fare queste cose qua. Continuiamo con la cronaca e parliamo del delitto di Varago. Elia Fiorindi, il giovanissimo che ha ucciso a coltellate il 17enne Aymen, è agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e la rabbia del papà della vittima. In 12 secondi Elia Fiorindi ha ucciso mio figlio Aymen ed ora è a casa. Questa è la giustizia italiana. Lo sfogo e l'amarezza del papà del 17enne ucciso a Varago di Macerata lo scorso 11 maggio. Da quando è morto mio figlio, dal 11 maggio fino adesso, sempre Aymen fatto, Aymen così, Aymen qua. Non hanno parlato mai male di lui e gli hanno fatto anche uscire fuori per passare Natale, per passare anche il Capodanno. Complimenti. La voce si incrina quando parla del figlio. Da 32 anni sono in Italia ed ho sempre rispettato la legge. Sempre rispettato la legge, sempre qualsiasi cosa, multa pago, qualsiasi cosa faccio. Adesso ecco la legge italiana. Non riesce a capacitarsi di questa decisione, non può accettare che il figlio non ci sia più e che il ragazzo che glielo ha portato via possa invece stare con la sua famiglia. Mi hanno fatto veramente malissimo oggi, ho sentito la notizia, veramente stavo male. Io e la moglie, quando stavo malissimo, mi hanno rovinato la giornata. Soddisfatto per questa decisione della magistratura illegale di Fiorindi, Fabio Crea, che commenta così le parole del papà di Aymen. Quello che posso rispondere è che ancora Elia Fiorindi non è stato giudicato neanche in primo grado. Per cui ritenere che debba rimanere in carcere e non possa godere al momento degli arresti domiciliari vuol dire non considerare tutti gli aspetti della vicenda. L'11 gennaio Fiorindi sarà giudicato in rito abbreviato di fronte al GUP Piera De Stefani. Il primo atto del quale sarà in maniera molto importante l'esame a cui si sottoporrà Fiorindi davanti al giudice, perché crediamo che sia assolutamente opportuno che l'imputato racconti la sua verità al giudice che lo deve giudicare. Durante l'udienza saranno fatti vedere i video che riprendono l'aggressione e che secondo la difesa dimostrerebbero quanto ha sempre dichiarato Fiorindi. Sta sollevando un mare di polemiche tra i parrocchiani di Santa Maria del Sile a Treviso. Il nostro servizio è andato in onda ieri sera che annunciava una raccolta firme per allontanare il parroco dopo l'apertura della chiesa per far dormire i senza tetto. Oggi la rabbia dei contrari alla petizione. Don Giovanni non ha deciso lui di far dormire queste persone in chiesa. È stata fatta una riunione dove ha partecipato la parrocchia e la parrocchia ha deciso di ospitare queste persone perché c'era il rischio che morissero di freddo, come il ragazzo che è morto il mese scorso alla Piani. È una parrocchia che si è spaccata a metà sul tema dei senza tetto, quella di Santa Maria del Sile. Assente il parroco, Don Giovanni Kirchner, a sua difesa ora intervengono i fedeli che hanno condiviso la scelta di accogliere il senza tetto in chiesa. Sono indignati della raccolta firme per l'allontanamento del parroco organizzata dagli altri. Sfido e rimando la domanda a queste persone: perché non fanno una petizione per la chiusura del dormitorio o fanno una petizione per mandare via il sindaco? Perché la verità di questa comunità di circa 5.000 anime è che da anni deve fare i conti con il dormitorio di via Pasubio e con chi là non riesce a trovare posto.
Una vicenda vissuta in prima persona dal professor Calò, che dell'accoglienza gestita ha fatto una ragione di vita e che sottolinea come Don Giovanni abbia sempre tenuto aperte le porte con chi non era d'accordo. Prima di tutto rispondiamo che vengano a parlare, a confrontarsi in maniera democratica, senza quindi reagire in questo modo quando c'è lo spazio per un confronto, perché nessuno ha mai chiuso le porte a nessuno. Sulla vicenda la diocesi si pronuncerà se e quando arriveranno le firme raccolte dal promotore, mentre il sindaco ha annunciato che nei prossimi giorni incontrerà il vescovo. Io credo che attraverso il dialogo, e io mi metto a disposizione per trovare un punto di incontro tra la comunità, il parroco e se serve anche il vescovo, riusciremo insieme a trovare delle soluzioni. Che, stando almeno a queste dichiarazioni, tra parrocchiani sembrano davvero molto lontane. Voi siete indignati insomma, per questa raccolta firme? Io sono ferito perché il danno, a mio avviso, non l'hanno fatto a Don Giovanni. Il danno l'hanno fatto alla parrocchia e le ferite le abbiamo noi che rimaniamo. Perché prima di Don Giovanni non andava bene Don Carlo, non andava bene chi c'era prima di Don Carlo e non andrà bene chi viene dopo Don Giovanni. Perché, posso dirlo in dialetto, questi se come i cani, noi magna e noi assegniamo a mangiare. Cambiamo argomento, presentazione oggi a Casugana della lista di cantieri in opera o che saranno aperti nel 2024, oltre alla sessantina di interventi che cambieranno il volto di Treviso, e uno è dedicato alla soluzione al problema dei senza tetto come quelli accolti nella chiesa di Santa Maria del Sile. È grande soddisfazione perché 75 milioni di euro di investimenti che diventano più di 40 cantieri, oggi ne abbiamo presentati 40, ma in realtà uniti ai piccoli interventi andiamo oltre 60, significa davvero rivoluzionare, cambiare il volto della città. È una Treviso che si rinnova, quella presentata nella conferenza di fine anno a Casugana. Rinnova palazzi storici come il Da Borso a San Francesco o scuole come le Stefanini, ma anche interi quartieri della città come il villaggio coordinato di San Liberale. L'occasione è arrivata con i fondi del PNRR che coprono il 50% dei 75 milioni di euro previsti di spesa, a cui si aggiungeranno altri contributi tra statali e regionali, oltre che a fondi propri del comune. La rigenerazione urbana della caserma Salsa, delle mura, l'ex macello, il raddoppio della biblioteca Zanzotto, insomma davvero tanti cantieri che nascono dalle sensibilità dei cittadini che si confrontano con i nostri consiglieri comunali e che poi diventano iniziative e delibere amministrative e conseguentemente cantieri. Interventi che inevitabilmente cambieranno, seppur temporaneamente, le abitudini di tanti trevigiani. 75 milioni di euro di opere portano con sé anche qualche disagio, ma sono convinto che i nostri cittadini, capendo la bontà degli interventi, porteranno anche un po' di pazienza. Tra gli interventi che saranno ultimati nei primi mesi del prossimo anno, anche il nuovo centro per il senza tetto all'ex macello di via Castello d'Amore, 25 posti letto diurni oltre che notturni, con permanenza media di 3-4 anni e l'obiettivo di reinserimento sociale. Quasi una risposta al caso della chiesa dormitorio di Santa Maria del Sile. Si va oltre le dinamiche della mera ospitalità, ma vogliamo prenderci cura di queste persone per reinserirle socialmente. A breve saranno ultimati i lavori e ci consentirà di dare anche un'ulteriore risposta da un punto di vista dell'accoglienza, con l'obiettivo anche di mettere la parola fine a quella situazione che sta creando un po' di tensione nel quartiere di Santa Maria del Sile, liberando la chiesa, restituendola ai fedeli e mettendo quei migranti, quelle persone che sono in difficoltà, in luoghi che sono predisposti all'accoglienza. E tanti cantieri già aperti e in fase avanzata, molti altri inizieranno con il nuovo anno, come ha sottolineato l'assessore ai lavori pubblici, orgoglioso in particolare di uno specifico intervento. 75 milioni di euro, 40 cantieri che poi diventano 60. Qual è quello che la impensierisce di più? Allora, quello che mi piace di più e mi impensierisce di più, perché è quello più tecnicamente, anche storicamente e culturalmente impegnativo, sono il recupero delle mura di Treviso. È l'intervento che inorgoglisce maggiormente l'assessore ai lavori pubblici di Treviso ed è uno dei tanti che inizieranno con il nuovo anno a partire dalla parte comunale della caserma Salsa, che diventerà un centro polifunzionale per i cittadini. Altro cantiere che finalmente partirà sarà quello dell'ex polveriera, che da così diventerà un'area studio per il campus scolastico cittadino. La lista è lunga per le scuole, ex GIL e case popolari. Abbiamo speso 6 milioni di euro per riqualificare energeticamente
degli edifici di nostra proprietà a San Liberale, edifici esistenti, e poi per demolire assieme ad Ater in via Feltrina degli altri edifici dove faremo un social housing. Altro intervento di impatto riguarda l'intero quartiere di Monigo. Siamo intervenuti con l'illuminazione nel quartiere, con le fognature per tutto il quartiere, e adesso lo stiamo riqualificando, Viale Mantiero, il GAT, il centro anziani, il campo sportivo. Ma forse l'intervento di maggiore impatto per la viabilità riguarda Ponte Ottavi, che verrà ricostruito in una sola campata ed allargato per poter sopportare il traffico che sarà deviato all'apertura dei cantieri per il nuovo sottopasso di via Cacciatori. Ma nella lista dei cantieri illustrati fanno pensare questi numeri dedicati all'illuminazione pubblica, che da gennaio verrà completamente rinnovata. Con la cronaca, una donna di 72 anni è stata investita oggi lungo la Postumia da un'auto a San Biagio di Callalta. Stava attraversando la strada a pochi metri dalle strisce pedonali, è gravissima. Sono le 15:20 in via Callalta. A breve nella chiesa di Olmi si deve celebrare un funerale. Una donna di 72 anni si accinge ad attraversare la strada. Non è sulle strisce pedonali ma poco più avanti. Viene investita da un'automobile che sta viaggiando in direzione Oderzo. La donna è originaria di San Martino ma residente a Villorba. L'impatto è forte. L'auto, racconta il giovane alla guida, sotto shock dopo l'accaduto e subito raggiunto dal papà, andava piano. Ma l'anziana sarebbe sbucata all'improvviso sulla strada. Ad allertare i soccorsi lo stesso ragazzo, arrivati immediatamente con ambulanza e automedica insieme alla polizia locale, che si è adoperata subito per gestire il traffico e deviare il corteo funebre che avrebbe dovuto attraversare proprio quel tratto di strada. La donna è stata portata in ospedale dove è arrivata cosciente ma molto grave ed è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Sul posto, dopo l'accaduto, anche l'assessore Elena Pagotto e la consigliera Maria Grazia Martignone, che abita poco distante dal luogo. Il giovane alla guida è risultato negativo all'alcol test, è stato ascoltato dai vigili. Una strada a lunga percorrenza, abitata da diverse attività commerciali, la Postumia. Proprio in questo punto, diversi anni fa, un anziano perse la vita, stava attraversando sulle strisce. A maggio di quest'anno un altro anziano di 85 anni poco più avanti fu investito mentre attraversava la strada, la bicicletta a mano ed un tosaerba che aveva con sé. Orologi e vari articoli di bigiotteria, verosimilmente oggetto di furti in abitazione, sono stati trovati in un campo di vicolo Cavalieri di Malta, Breda di Piave, da una residente che ha allertato i carabinieri. Re furtiva che è stata con tutta probabilità scartata dai ladri e gettata nel campo subito dopo il colpo. I militari dell'Arma di Macerata stanno effettuando accertamenti per individuare i legittimi proprietari. L'appello a chiunque dovesse riconoscere questi oggetti a recarsi presso il comando dell'Arma per il riconoscimento e la restituzione. L'infarto, la corsa in ospedale in codice rosso e il risveglio in reparto senza il Rolex. Colpito da un attacco di cuore in ufficio, viene ricoverato in terapia intensiva all'Angelo di Mestre. Al risveglio non trova più il Rolex che aveva al polso. Brutta disavventura per un 35enne di Mogliano che lavora nella zona di Malcontenta. Si è sentito male il 17 novembre scorso mentre si trovava al lavoro al porto. Quel giorno, verso le 19, l'infarto, quindi la corsa in ospedale a Mestre in codice rosso, il lungo ricovero in terapia intensiva e il risveglio senza il Rolex che portava al polso al momento dell'arrivo in reparto. Il caso ha portato a un esposto alla direzione dell'Alse 3 Serenissima e a una denuncia ai carabinieri e alla magistratura. L'Alse 3, da parte sua, sta effettuando tutte le verifiche interne previste dalla normativa. Ed ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con la sanità. Un'indagine dell'associazione che raggruppa i medici internisti rivela che un dottore su 4, se potesse tornare indietro, non sceglierebbe di fare medicina, mentre il 36% lascerebbe il settore pubblico.
potesse tornare indietro, un medico su 4 in Veneto non si iscriverebbe a medicina. Il dato preoccupante emerge dall'indagine condotta a livello nazionale da FADOI, la Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri. Uno scoramento evidente dai dati raccolti. Il più preoccupante è quello sulle intenzioni di abbandonare la sanità pubblica. Il 36% degli intervistati pensa di appendere in anticipo il camice bianco al chiodo, soprattutto per evitare presenti e futuri tagli alle pensioni, ma anche per i carichi di lavoro eccessivi. Eppure, nonostante le intenzioni personali, oltre il 70% degli intervistati vede ancora il Servizio Sanitario Nazionale come un baluardo del diritto alla salute. Per il 25% il problema rimane la carenza di personale medico ed infermieristico, soprattutto se rapportato all'intensità di cura medio-alta dei reparti di medicina interna, ancora classificati come reparti a bassa intensità di cura, nonostante assorbano circa il 50% di tutti i ricoveri ospedalieri. La scarsa valorizzazione del medico di medicina interna nell'organizzazione del lavoro ospedaliero è invece segnalata da un altro 25% degli internisti, quasi un plebiscito per l'utilizzo degli specializzandi a copertura dei vuoti in pianta organica. I camici bianchi del Veneto bocciano anche la proposta di pagare meglio gli straordinari come previsto dalla manovra per recuperare lo scoglio delle liste d'attesa. Quasi la metà degli intervistati infatti ha dichiarato che basterebbe assumere più personale. Ore di apprensione per le condizioni di Vittorio Emanuele Parsi, professore della Cattolica, tra i più esperti di questioni geopolitiche, operato d'urgenza al cuore a Treviso dopo un malore. Le sue condizioni sono gravissime. Si trovava a Cortina per una breve vacanza quando è stato colto da un malore, un dolore al petto violentissimo. Vittorio Emanuele Parsi, 62 anni, professore ordinario di relazioni internazionali alla Cattolica, analista geopolitico tra i più apprezzati in Italia e all'estero, volto noto di talk show e trasmissioni televisive, è stato operato d'urgenza al cuore all'ospedale di Treviso. Parsi si è sentito male nella serata di mercoledì. Dopo aver accusato il malore è stato portato al vicino ospedale Codivilla di Cortina. Da lì, valutato la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito prima a Belluno e poi al Cafoncello, dove il professore dopo l'intervento è stato ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata, le sue condizioni sono molto gravi. A Treviso i familiari sono in attesa. Parsi si è sempre occupato delle trasformazioni del sistema internazionale dopo la fine della guerra fredda, della politica estera italiana e della sicurezza in Medio Oriente, fino alla questione dell'invasione russa all'Ucraina, tema sul quale è stato tra i riferimenti più costanti dei media del nostro paese. Innumerevoli le collaborazioni con i giornali, centri studi e università. Grande successo ieri sera al Pala Teatro di Villorba per il gran concerto di fine anno dell'Orchestra Filarmonia Veneta, diretta dal maestro Massimo Raccanelli in prima assoluta per il territorio veneto. Il concerto ha affrontato un viaggio musicale tra lirica tedesca e il mondo viennese, tra la tradizione dei valzer e la leggerezza dell'operetta, per far rivivere tutta l'emozione delle grandi feste di inizio anno. Ed ora invece guardiamo assieme al generale Iannicelli le condizioni del tempo, le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Permane su di noi un campo di alte pressioni, un anticiclone che favorisce tempo stabile. Le perturbazioni, come evidente dalla carta del tempo, vedete l'alta pressione, tutta questa zona anticiclonica molto ampia va dall'Atlantico, dall'anticiclone di Azzorre, sino a interessare tutta la nostra penisola fino all'Europa, alla parte orientale. Questo costituisce un blocco ai sistemi perturbati, vedete, pur ci sono collegati a un minimo qui sul nord. Sistemi perturbati però sono veramente costretti, spinti a scorrere a nord delle Alpi, quindi senza perturbazioni ancora niente pioggia in pianura e soprattutto niente neve in montagna. Però il rovescio della medaglia, con la presenza così a lungo dell'anticiclone, è un ristagno di masse d'aria nei bassi strati e quindi la formazione di nebbia e soprattutto tutto quello che produciamo in termini di inquinamento rimane. Ecco quindi che i tassi, i valori salgono di molto. Quindi cosa succederà? Intanto fine settimana l'insegna ancora, come dicevo, del tempo stabile. Per domenica sera, ecco il cambiamento, l'anticiclone dovrebbe cedere, non di molto, però tanto da permettere il passaggio di un po' di aria instabile. Questo provocherà qualche precipitazione non intensa, però romperà una situazione, quindi ci sarà un ricambio delle masse d'aria e quindi grazie a questo dovremo avere una diminuzione del tasso di inquinamento, dei valori.
un'instabilità che continuerà anche nella prossima settimana. I venti intanto nelle prossime ore saranno deboli, di direzione variabile, le temperature, anche questa è un'anomalia, rimangono più alte, nettamente più alte della norma, sembra quasi una primavera prolungata. Abbiamo le minime in pianura dai 6 agli 8 gradi addirittura, le massime dagli 8, 9, anche 10 gradi. Per finire l'Alta Adriatica è previsto poco mosso. Buon anno a tutti. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Olimpiadi Milano Cortina, questa mattina Simico ha pubblicato il bando per la pista da bob versione light, come aveva assicurato il ministro Salvini a Malo. La base di gara resta di 81.610.000 euro, risparmia un taglio netto di 20 milioni di euro le opere accessorie non necessarie per lo svolgimento delle gare. Da oggi le aziende interessate avranno a disposizione 21 giorni per proporre la propria candidatura. La scadenza del bando è fissata per il 18 gennaio alle 12, poi non potranno essere presentate ulteriori domande. Ora si attende di vedere se ci sono effettivamente aziende interessate, considerando che il primo bando è andato completamente deserto. Il taglio a metrature e numero di piazzali e parcheggi, così come il netto ridimensionamento delle strutture stesse, dovrebbe servire proprio a invogliare le imprese. E intanto a Cortina si cercano alloggi per il 2026 anche per le forze dell'ordine. Olimpiadi 2026, molte le cose da mettere a punto in vista dell'appuntamento a Cinque Cerchi. Tra queste l'alloggio delle forze dell'ordine che verranno distaccate per la durata della manifestazione. Non è concepibile un evento di tale importanza e tale portata senza adeguate forme di controllo, di vigilanza. Il Ministero ci ha affidato contingente elevato, 1.100 uomini e donne fra polizia, carabinieri e finanzieri. E quindi oggi pubblichiamo sul sito della prefettura i primi avvisi pubblici per il mese delle Olimpiadi e i 20 giorni di marzo delle Paraolimpiadi. È un avviso esplorativo. Chiediamo agli albergatori di manifestare l'interesse a poter ospitare nelle loro camere d'albergo 3 o 4 stelle, ma nell'avviso pubblico c'è tutto l'elenco delle caratteristiche che le camere devono avere. Olimpiadi che vogliono dire anche lavori in corso ed in particolare tra i varianti sui cui cantieri è stato svolto un sopralluogo congiunto tra Prefettura, ANAS, Questura e Provincia. Gli snodi sono quelli di Tai di Cadore, Valle di Cadore e San Vito di Cadore. Bilancio sulle varianti. Qui cito degli episodi, spesso vengono fermato per strada o nelle manifestazioni, mi dicono ma prefetto ma stanno lavorando, sono iniziati i lavori alle varianti, riusciremo a completarli? Quindi sì, riusciremo a completarle e sono iniziati i lavori. Mi piace sottolineare che i lavori sono iniziati 6 mesi fa e dovrebbero terminare tra il novembre e il dicembre 2025. L'intero mondo economico bellunese è in lutto per la scomparsa di Livio Gaglio, direttore fin dal 2020 di Feinar, la società di servizi fondata nel 1973 per volontà dell'Associazione Industriali dell'Unione Artigiani. Se ne va un manager talentuoso, ma soprattutto un uomo intelligente, sensibile, preparato. Così lo ricorda Berton, presidente di Assindustria Belluno Dolomiti, che nel luglio scorso, in occasione delle celebrazioni di Mier per i 50 anni di Feinar, aveva ringraziato Gaglio per il lavoro svolto sempre a servizio delle imprese. Era infatti il 1973 quando la provincia di Belluno pubblicava l'annuncio della costituzione di Feinar. Nasceva allora una nuova organizzazione con l'obiettivo di assistere le aziende del territorio in una fase di forti cambiamenti per gli adempimenti in campo economico, finanziario e aziendale. Nel giorno del lutto regionale per Vanessa Ballan, la presentazione di un progetto dell'ULSS 1 sull'educazione affettiva. L'importanza dell'educazione affettiva in un momento in cui si moltiplicano le tragedie sviluppatesi nelle difficoltà del rapporto tra i sessi. Un progetto partito da lontano, ma di cui l'ULSS 1 Dolomiti ha voluto parlare proprio oggi, nel giorno di lutto regionale per i funerali di Vanessa Ballan.
Stiamo vivendo veramente delle giornate molto particolari, soprattutto qui in Veneto, con queste violenze atroci che hanno portato appunto a queste 2 vittime in particolare nell'ultimo periodo. Abbiamo voluto comunque sottolineare come l'azienda sanitaria delle Dolomiti è stata a tempo attivando, no? Quello di cui si parla da tempo, cioè dei corsi di affettività, di sessualità nelle scuole, a partire dalle scuole elementari, quarta e quinta, le medie e le superiori. Giovani che hanno bisogno di sostegno, di avere chi li ascolti, come avviene nelle scuole e negli appositi consultori, con centinaia di loro che chiedono aiuto, soprattutto dopo l'isolamento dovuto al Covid, che rende spesso difficile la ripresa delle relazioni in presenza. Questo è un modo, la base, diciamo così, delle relazioni positive, quello di saper riconoscere le proprie emozioni, di saper riconoscere le emozioni degli altri e quindi di come dire, trovare un linguaggio comune, perché alcune emozioni sono universali e riguardano tutti. Una conferenza stampa che è stata anche occasione per salutare 3 primari che si congedano. Stefano Calabro, direttore di pneumologia a Feltre, Duilio Della Libera, direttore di anatomia patologica sempre a Feltre, e Laura Patt, direttore di anestesia ad Agordo, non presente perché impegnata in chirurgia. Conferenza di fine anno per la giunta del comune di Feltre, riflessioni su un anno che si conclude e auspici per quello che verrà, tra cui la scomparsa della gru da Piazza Maggiore. Un anno di cui fare il bilancio guardando al futuro, ma prima di parlare del 2023 un minuto di raccoglimento chiesto dal sindaco Viviana Fusaro per ricordare Vanessa Ballan. 2023 ricordato per il successo sul piano del risparmio energetico, per l'inizio della ristrutturazione delle ex caserme Zanettelli, che sono solo uno degli 85 cantieri aperti, per la sistemazione di alcuni parchi e la manutenzione dei cimiteri, per la buona riuscita di manifestazioni quali il Palio, il Giro delle Mura, la maratona di lettura, la mostra dell'artigianato. Un 2023 salutato anche con l'irruzione a sorpresa per gli auguri di fine anno da parte del coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo. E poi, guardando al 2024, i tanti progetti, tra cui le commemorazioni per i 140 anni dalla nascita dello scultore Carlo Rizzarda e i 400 dello storico Antonio Cambruzzi, e poi ancora la messa in onda da parte della RAI della fiction Prima di noi, le cui riprese hanno riportato Feltre agli inizi del Novecento. Guardi, è stato un anno ricco di soddisfazioni, ricchissimo e di tante opere che siamo riusciti a portare avanti, impegnativo, molto impegnativo, ma che ci ha dato anche dei risultati, insomma, rispetto al tempo anche addirittura quasi che non pensavamo di poter avere. Il 2024 sarà l'anno in cui sparisce la gru? 2024, guardi, è un anno durante il quale ci auguriamo non solo sparisca la gru, ma che speriamo possa vedere chiusi anche tanti altri cantieri che abbiamo ancora aperti. Vi ricordiamo che in Villa Margherita a Treviso è aperta la mostra dei presepi artistici dedicata a Giulia Cecchettin. Questi gli orari per visitarla il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, con gli stessi orari aperti anche il 1° gennaio. Ed ora siamo alla rubrica Il tuo presepe. Stasera vediamo le creazioni di Marco Peluso da Breda di Piave, Nadia Barbon di Zero Branco, Roberto Fabian di Castelminio di Resana, Romina Ferraro e i figli Alessia, Filippo e Lorenzo e Beatrice da Crespignaga di Maser, e il presepe di Walter Marcon da Fregona, realizzato all'interno di un vecchio televisore. Make someone happy, make just one someone happy, make just one heart the heart you sing to. One
smile that cheers you, one face that lights when it nears you. One girl, you're everything to fame. If you win it, comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling to? Love is the answer. Someone to love is the answer. Once you found her, build your world around her. Make someone happy. Make just one someone happy. And you will be happy too. The answer, someone to love is the answer. Once you found her, build your world around her and make someone happy. Make just one someone happy, and you will be happy too. We'll be happy too. We'll be happy too. We'll be happy too. È davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Società Agricola Torresana. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati allo meteo. Andiamo verso un capodanno senza freddo e con un peggioramento del tempo. Sabato 30 dicembre pressione atmosferica in diminuzione, ma sarà ancora stabile. Nel dettaglio sul Veneto avremo ancora la presenza della nebbia sulle zone pianeggianti, in particolare con cielo diffusamente coperto. Per vedere il sole si dovrà salire di altitudine e andare in quota. Le temperature saranno stazionarie, minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 8 e 10 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà grigio ovunque, ma con nuvolosità più consistente verso la costa, un po' meno sulle Alpi. Saranno ancora possibili locali foschie e nebbie. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 10-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo qui schiarite più ampie, al mattino alternate a qualche annuvolamento. Temperature minime intorno allo 0 o di poco sopra, massime sugli 8-9 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Società Agricola Torresana. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.